TG Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. In apertura del nostro notiziario la cronaca. Una persona è stata investita sui binari tra Quarto d'Altino e San Donà di Piave. È successo questa mattina, lunedì 4 novembre. A seguito dell'investimento, verso le 10:55 la circolazione sulla linea ferroviaria Venezia-Trieste è stata sospesa ed è stato di conseguenza richiesto l'intervento dell'autorità giudiziaria per gli accertamenti previsti dalla normativa vigente. Tutti i treni potranno subire ritardi fino a 120 minuti, limitazioni o cancellazioni, come recita il messaggio nelle varie stazioni coinvolte nel territorio del veneziano. Alle 12:15 la circolazione, si legge in una nota di Trenitalia, è ancora sospesa. Oggi, 4 novembre, si celebra l'anniversario della giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è spostato a Venezia in occasione della cerimonia militare in piazza San Marco, dove al capo dello Stato sarà reso omaggio dal volo delle frecce tricolori. Il presidente è inoltre passato in rassegna ai militari sulla nave della Marina Militare, la quale ha sparato 21 salve di cannone. L'inizio dell'evento, fissato per le 10:45, è stato aperto alla popolazione, ma su prenotazione obbligatoria. Sono stati predisposti appositi varchi d'accesso con il pubblico suddiviso su 3 settori, nonché tutte le misure di sicurezza per garantire lo svolgimento dell'evento. Parliamo di economia. Quasi 50 euro in più al mese, ovvero 600 euro di extra costi in un anno. Per tutti gli italiani in generale, la spesa al supermercato è diventata un vero salasso, esploso nel 2022 e proseguito nel 2023 senza soluzione di continuità. E il 2024 non sarà da meno, visto che l'inflazione per i prodotti alimentari cresce ancora a livelli preoccupanti. Adico, Associazione a difesa dei consumatori, ha analizzato ed elaborato i dati Istat sui consumi delle famiglie, rilevando rincari che non paiono del tutto giustificati. In questi giorni lasciano perplessi i prezzi di frutta e verdura in particolare, come segnalato da Adico, soprattutto in relazione alla radicchio rosso tardivo, che viene venduto a 15 euro al chilo, ma era arrivato anche a 20-25 euro. Siamo convinti che ci sia chi se ne sta approfittando, commenta Carlo Garofolini, presidente dell'associazione. Certi aumenti li riteniamo del tutto ingiustificati o comunque esagerati. Parliamo di sanità. Come funziona un moderno laboratorio clinico? È un concentrato di tecnologia o un presidio medico? Come si riesce nel laboratorio di un grande ospedale a personalizzare le diagnosi nonostante i grandi numeri di esami effettuati? Il principale laboratorio analisi dell'Ulstre Serenissima, quello dell'ospedale dell'Angelo di Mestre, apre le sue porte a chi è curioso di capirne il funzionamento, le procedure e i segreti tecnologici e scientifici. L'azienda sanitaria invita la cittadinanza a visitare questo grande spazio, recentissimamente ampliato, potenziato e riorganizzato in occasione della Giornata Europea della Medicina di Laboratorio. E per la prima volta fanno ai cittadini la stessa proposta i laboratori degli ospedali di Dolo e di Chioggia. I dettagli nel nostro sito notiziaplus.it. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.